Mister Mezzanotti, avevi oggi due assenze importanti, una sconfitta che brucia. Che cosa non ti è piaciuto della tua squadra? Ma io credo che le assenze è normale averle in un campionato, quindi rimpiangere gli assenti da deboli, perché a me non piace. Oggi la Pianese ha giocato molto meglio di noi, è stata più aggressiva, ha meritato di vincere e ha vinto. Questo penso che sia la partita di oggi. Noi non abbiamo fatto una bella partita, tutt'altro, e dobbiamo prenderne atto. Non eravamo dei fenomeni prima, non siamo scarsi adesso. Oggi la partita ha detto che la Pianese ha giocato meglio, ha combattuto meglio, ha fatto tutto di più e infatti ha vinto meritatamente e gli faccio i complimenti. Poteva esserci il rischio che prima o poi arrivasse un calo mentale dopo con questa serie importante di risultati? Ci poteva essere il rischio è sempre dietro la porta, è normale. Noi siamo una squadra molto giovane, una squadra che va anche dietro l'entusiasmo, però mi preme dire che i ragazzi nonostante tutto si battono sempre con il cuore, anche oggi hanno combattuto, abbiamo fatto una brutta partita, ma con questo non dobbiamo adesso pensare troppo a troppe cose, dobbiamo solo pensare che oggi siamo andati in campo e loro sono stati più bravi, non è una cosa brutta ammettere che gli altri sono stati più bravi di noi, quindi facciamo i complimenti a Venezia come ho detto prima, noi dobbiamo fare di più. Ultima battuta, guardando il calendario, hai parlato di le prossime 3 gare davvero difficili. Oggi la Pianese, poi c'è il Bunsacco domenica e il Siena. Una prova di maturità, l'ennesima prova di maturità per la squadra. Ma noi le prove di maturità ne facciamo tante, siamo una squadra, ripeto, molto giovane, quindi dovunque andiamo dobbiamo combattere con coltello fra i denti. Sicuramente questa sconfitta, come è venuta, non è per la sconfitta, come è venuta ci deve insegnare qualcosa. Allora cresciamo, allora maturiamo. Se non ci insegna niente probabilmente non abbiamo capito dove abbiamo sbagliato, che cosa abbiamo sbagliato. Il calendario è duro, ma era duro anche all'inizio, voglio dire, questo è un campionato difficilissimo, se andiamo a vedere in pochi punti sono tutte le squadre, dobbiamo essere tutti quanti svegli e sicuramente dobbiamo lottare domenica per domenica. Noi non siamo al Siena, bisogna essere onesti, perché se qualcuno pensava che noi eravamo al Siena forse qualche conto l'ho sbagliato. Però noi siamo una buona squadra che si aiuta, una squadra che a me piace molto come si allena e oggi abbiamo toppato. Ultima battuta, stessa domanda che ho fatto a Conte. Si riapre il calciomercato, dove San Sepolcro ci saranno novità? Sono già contento che il mese di dicembre recuperano 2 giocatori, che sono Bragarenti e Iozia probabilmente, che praticamente non l'ho quasi mai avuti, quindi già il mercato per me già è importante quello. E poi non lo so, noi valuteremo le cose da fare, ma questa squadra ha bisogno di poco in caso, non deve essere stravolta, non ha bisogno di tanto, ha bisogno soltanto di avere l'entusiasmo, la voglia della gioventù dei ragazzi per giocare e divertirsi, che è la cosa più importante, e oggi probabilmente non l'abbiamo fatto.